Nel giorno che doveva essere quello della prova di maturità per il Bisonte Firenze abbiamo potuto ammirare una squadra, quella della Banca Valsabbina Brescia, che è riuscita ad espugnare il Palamandela Forum con il netto punteggio di 3-0. Una gara che è stata in bilico solamente nel primo set, una frazione che è vissuta su 3 fasi ben distinte. Avvio a favore di Brescia che mette subito in mostra una Veltman in versione finalizzatrice e la solita bombardiera Mingardi. Seconda fase con il Bisonte che rientra in gara e sembra prendere le redini del set raggiungendo anche un vantaggio ragguardevole, gettato al vento però nel finale. E terza fase che si apre con 2 errori in fotocopia di Fechi che rimettono in partita le ospiti. Poi Feldman sigla a lungo e Mingardi chiude la frazione. Nel secondo set ci attendiamo una reazione delle padrone di casa e invece niente da fare. Brescia passa, Firenze fa invece molta fatica a mettere il pallone giù a terra. L'unico segnale di risveglio la squadra di Caprara lo dà sul punteggio di 18-24, annullando la bellezza di 4 set ball. Al quinto tentativo però Feldman mette il punto esclamativo, togliendo la compagine lombarda dall'imbarazzo. Il terzo set è stato un altro monologo ospite, già in vantaggio netto fin dalle prime battute di gioco, Brescia va avanti sul velluto. Tra Daikema e compagne subentra lo scoramento e la fretta. Ogni cambio fatto da Caprara non sortisce effetti perché l'encefalogramma resta piatto. Di là invece Feldman, Spitch, Mingardi e Segura proseguono a marcare punti portando la Banca Valsabbina Millennium a sbancare il Palamandela Forum di Firenze con un nettissimo 3-0. Solita grande partita di Mingardi nelle fila di Brescia, migliore marcatrice dell'incontro con 18 punti, seguita da Feldman, sempre della Banca Valsabbina con 14. Bene anche Spitch e il libero Parlangeli che prende di tutto e di più. Dall'altra parte solo Santana va in doppia cifra con 10 punti, anche se la più continua è sicuramente Alberti che chiude con 9. Quindi riepilogando, la Banca Valsabbina Millennium Brescia si impone al Palamandela Forum di Firenze contro il Bisonte Firenze per 3-0 con i parziali di 25-23, 25-22, 25-20.